È aperto da ieri nella parte quella che l'anno scorso ha subito l'allagamento banale di un scaldabagno, come sappiamo tutti, e la parte invece che riguarda le altre aule e i laboratori sono in fase di ultimazione. Iniziati dunque i lavori all'ITIS Galilei di Conegliano con gli operai che stanno lavorando su 2 fronti, sul corpo centrale e in alcune aule e laboratori dove i carottaggi avevano rilevato le situazioni più problematiche. Gli interventi stanno andando avanti secondo cronoprogramma. Entro il 20 novembre gli spazi dovrebbero tornare a disposizione di studenti e docenti che in questo periodo dovranno fare i conti con alcuni inevitabili disagi. Di non poter utilizzare appieno le risorse dei laboratori. Un paio di mesi di ritardo su questo tipo di attività alla lunga può pesare. È stato necessario riorganizzare il lavoro didattico e non sono mancati alcuni contrattempi, come per l'aula multimediale, chiusa per lasciare campo libero agli operai e trasferita in un altro spazio. Abbiamo verificato successivamente che anche qui è sorto un piccolo problema sul soffitto. Nei giorni scorsi il dirigente scolastico dell'ITIS Galilei ha partecipato a Roma insieme ad altri colleghi da tutta Italia ad una manifestazione nei pressi del MIUR, terminata con la simbolica consegna ai rappresentanti del governo delle chiavi dei rispettivi istituti. Intanto nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Conegliano, in programma il 21 novembre, l'opposizione presenterà un'interpellanza per chiedere un resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori. Se da un lato gli interventi in corso fanno tirare un sospiro di sollievo a genitori, dirigenze e docenti, dall'altra rimane la preoccupazione. Le crepe o quei segni che fanno un pochino dubitare sulla sicurezza vengono fuori di giorno in giorno. Per questo, conclude il vicepreside, è necessario non fermarsi a questo intervento. Sono importanti, non sono sufficienti, servono per tamponare la situazione. Secondo il nostro punto di vista, visto i finanziamenti che ci sono, dovrebbe essere demolito completamente e rifatto